ha riconosciuto casa di Alessia. Sarà rincoglionia, ma ancora qualcosa lo capisce. Allora la fidanzata voleva velocemente descrivere questa puntata. In fuga dal Natale. Ce ne stiamo andando lontano da grandi abbuffate nella natura. Cioè facciamo una specie di grinciata, diciamo. Cioè al posto della grigliata, la grinciata, che è il Grinch, che è quel personaggio che odia il Natale. Bello verde. Invece lo facciamo non spoileriamo. Anche perché adesso non c'è poi il via di dire spoiler, mi sento un youtuber da corsa e quindi dico spoiler anche a me. Lo scopriranno a giugno. Di più o che dopo? A luglio, ecco, a luglio saprete. Da noi, gentili telespettatori, il gasolio va dall'1,7 all'1,9, qui abbiamo 1,4,18 al litro. In Slovenia non faccio mai il gasolio, quello diciamo con più ottani, con un po' di additivi per correre di più, in quanto è da anni che te lo dico, il gasolio sloveno è evidentemente migliore come qualità del nostro italiano, cioè lo senti, l'ho sentito benissimo sia su Scarosso che sulla Smart e che su questo qua, idem quello austriaco, però aspetta, anche se l'avevo detto, ma su puntate tipo di 6 anni fa. Di quello sloveno io mi riferisco a quello rosso e bianco, che non mi ricordo il nome, sono due le catene, uno è rosso e bianco e l'altro è verde e blu, ok? Io vado sempre su quello rosso e bianco perché mi ricordo che il verde e blu. Ora ti dico dove siamo. Allora, innanzitutto non è un'area camper, è un semplicissimo parcheggio di un ristorante, il quale costa 15 euro. È gratis se vai a mangiare da loro. Un van life vintage qua a Canoa. Sì, sei a bordo strada, però quello è il ristorante Livada, che mi sembra chiuso, quindi mi sa che sono costretto a bermi 2 birre in centro a Lubiana, perché io quando trovo un'area camper gratuita, un posto gratuito, mi sento in dovere di contraccambiare, o meglio, il ragionamento sarebbe: avrei dovuto spendere tot soldi e quindi li spendo altrove, hai capito? Un po' come quando con Marco e gli altri li proibisco, tra virgolette, passami il termine, di andare a bere dove ci hanno fatto pagare il parcheggio, ok? Per dispetto non andiamo a bere, ci teniamo la sete e andiamo nel paese quello dopo. Via, andiamo! Dal parcheggio Livada, che è lì, guarda, girati, sei girato di qua, attraversi il ponte e giri subito a destra e dopo segui il fiume, ok? E seguendo il fiume arrivi a Lubiana, al centro. Salice piangente che non ha più le foglie per piangere, slavo. E le casette tipiche, che è quasi un peccato fartele vedere col buio. Vedi come hanno il tetto, vedi? Quelle sono le casette tipiche slave. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo vestito da pecora? Pensa che queste sono tutte le case della medio borghesia, come quelle, non so, che ci sono nel veneziano, nel trevigiano, no? Dove dall'interno della tua casetta ti metti ad ascoltare chi passa, e quando ascolti chi passa, se ha un accento foresto, te sei antenne, ti diresti qua sarà delinquenti. Quindi noi altri in questo momento siamo i delinquenti a casa dei altri, cioè siamo i foresti. Guarda qua, gli italiani fai camper tour e qua fai boat tour. Wow, che bello di sera, è bellissimo. Direi che quasi quasi, non avendo studiato la storia del luogo, la storia la metterò nella puntina nel sito come sempre, ed ora ti ciuccerai, esatto, bravo, te la capivo, fai la musichetta. So this is Christmas. Allora ragazzuoli, volevo fare il test GoPro contro iPhone di sera, ma non c'è paragone, 1000 volte meglio l'iPhone, mentre di giorno devo dire che in certe situazioni la GoPro gli dà tanta polvere. Allora ragazzuoli, volevo fare il test GoPro contro iPhone di sera, ma non c'è paragone, 1000 volte meglio l'iPhone, mentre di giorno devo dire che in certe situazioni la GoPro gli dà tanta polvere. È vero anche che sulla GoPro avevo i tempi bloccati perché non volevo, guarda che posti, non volevo che mi andassi a scattini. Ci sono gli attraversamenti pedonali per non udenti, come è giusto che sia nelle grandi città. Another year over and the new one just begun, and so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear one.
Pausa musichetta. Visitare Lubiana durante il periodo natalizio dei mercatini è una cosa veramente impressionante. Non so cosa capirai te in video, però ti assicuro che è veramente, insomma, bello, non di qua, bello. Che cosa dici? No, niente, che abbiamo detto, è tutto bello, non sappiamo dove andare. Per non perdere niente. Io farei così, partirei da qui, Eh, andrei dritto, la chiesa quella rosa, Ok. fare tutto il bel lungo fiume, arriverei al Ponte dei Draghi, rigirerei, fare la parte dove sta la cattedrale, il piazza del mercato, entrerei nel borgo, farei tutto il borgo, riuscirei nel borgo e rifarei tutto il lungo fiume. Ok, allora ti ascoltiamo. Gentilissimo. La chiesa, quella davanti rosa. Vivo qua. Ecco, grazie, gentilissimo. numero 1. Ciao, grazie mille. Allora, buon Natale. Anche a te, ciao. Io pensavo ti fosse Madonna. Pensavo ti fosse partita Siri là a parlare. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong, and so happy Christmas, for black and for white. Dovrebbe anche esserci sia nella piazza che nelle vie un mercato molto, molto grande, è quello che sto vedendo, con numerosissime bancarelle. A very Merry Christmas. Perché passeggiamo come i vecchi, vedi? A braccetto. Come i vecchi? Dimmi, No, Gioia. sai perché? Perché? Perché ti perdo sempre da sta indietro, almeno Per così quello? ti spingo avanti. Non mi perdo. Se ho perso, no l'aereo, ho perso, non so, ho perso qualcosa. Ho perso l'Alessia. Mi sono perso al sole. And one day we Questa è un'altra via ancora. Ragazzi, è di una grandezza impressionante, mostruosa, perché non è tipo da noi a Jesolo che c'è una via, ok? Qua ogni via è così. È bellissimo. Happy Christmas. Negozi assurdi, ok, sono tutti chiusi perché è Natale, però tanta roba. No, non sono chiusi perché è Natale. C'è scritto che chiudono il sabato alle 15. Perché così pomeriggio ci si gode la famiglia, ci va in giro. Locali stupendi, però noi stasera non ci ubriachiamo, dobbiamo andare a cena. Chi ha visto tutte le particolarità dei negozi e dei palazzi, perché sono venuto fuori un video di 6 ore. Without any pain. Guarda ragazzi, non dico neanche a cosa che mi tocca mangiare perché guarda che buono. Burger vegano con mozzarella non vegana, ketchup giusto per togliere un po' di salubrità al piatto, perché sennò era una roba genuina, ok? E il pane, che pane è questo, Gioia? Al carbone. Il pane al carbone? Perché sono sta cattivo? Poi dobbiamo fare. Esatto. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf